Controlli interforze a tappeto nelle piazze di Trieste per risalire agli autori delle rapine, la cosiddetta banda dello spray al peperoncino, almeno 5 colpi nel weekend. Sicurezza e lavoro nero, stop a 2 cantieri edili fra Trieste e Duino, un addetto senza contratto in un market, 140.000 euro di sanzioni comminate dai carabinieri. Presentato il premio giornalistico intitolato In memoria di Almerigo Grills nel giorno del varo, però ecco che si riaccendono le polemiche di alcune forze di sinistra. Approvato il bilancio del Trieste Airport, più destinazioni nel mondo e maggiori investimenti, sempre più centrale il ruolo del polo intermodale. Parte da 2 giorni del Festival del Cambiamento tra Trieste e Gorizia, l'evento della Camera di Commercio fra intelligenza artificiale e lavori del futuro. La spiaggia di Grado tra le migliori 15 d'Europa, secondo la classifica stilata da European Best Destination, il portale europeo più visitato per i viaggi e la cultura nel vecchio continente. La pallacanestro Trieste sbanca Torino in gara 1, ribalta da subito il fattore campo, sontuosa prova di Brooks, autore di 27 punti. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Controlli straordinari nelle piazze cittadine per risalire agli autori dei tentativi di rapina e di quelle rapine appunto consumate. Giro di vite delle forze dell'ordine che cercano le armi che i malintenzionati nascondono nei punti ciechi delle vie della città. Gli oggetti atti a offendere vengono poi recuperati e utilizzati per intimorire le vittime. Ma vediamo subito il servizio di Gianluca Paladin. Una task force interforze per i controlli potenziati in tutte le piazze cittadine, in periferia come in centro città. Le immagini che vediamo si riferiscono a un controllo dei carabinieri nella serata di ieri nella solita piazza Perugino. Torce alla mano, i militari dell'Arma cercavano tra le siepi coltelli, martelli e altri oggetti atti a offendere, oltre che della droga nascosta. Lì i soliti individui, stranieri tra cui dei minorenni, che non si aspettavano il blitz dei carabinieri. Nuovi controlli questa mattina, sul posto la polizia locale, i cui agenti con l'utilizzo del metal detector cercavano oggetti contundenti usati come arma per intimorire le vittime prima di rapinarle. Agenti alla ricerca anche di bombolette spray al peperoncino. La sequenza di rapine, furti e violenze a Trieste ha fatto alzare il livello d'allarme, dunque il giro di vite delle forze dell'ordine che stanno indagando sui tanti episodi di cronaca dell'ultimo periodo. Pare che alcuni rapinatori prima di colpire siano soliti recuperare le armi improvvisate precedentemente nascoste nei punti ciechi delle vie e delle piazze di Trieste. La banda dello spray, secondo indiscrezioni, sarebbero minorenni dell'Est Europa, nelle 2 settimane passate ha imperversato nella zona di San Giovanni e in quella di San Sabba. Almeno 3 le rapine messe a segno con l'uso dello spray al peperoncino. Le vittime, tutti ragazzi minorenni, erano stati costretti a consegnare giubbotti, portafogli, cellulari e altri oggetti. Venerdì scorso sulle rive 2 giovani stranieri si aggiravano armati di coltello e martello, minacciando i passanti. Anche in quel caso hanno portato via giubbotti, soldi e telefonini ai malcapitati. Uno dei 2 aggressori, un tunisino maggiorenne, è già stato arrestato. Il complice, minorenne kosovaro, è stato denunciato. Poi la sera dopo la rapina ai danni di un 25enne, sempre sulle rive. Un tentativo di scippo, ma la vittima ha reagito e allora per scappare indisturbato l'aggressore gli ha spruzzato lo spray al peperoncino in viso. I 2 casi di venerdì e sabato sera sono slegati da quelli attribuiti alla banda dello spray, ma il contesto è sempre lo stesso. Disagio e criminalità giovanile che raccontano una Trieste sempre più violenta. Nuovi controlli anche sul fronte edilizio del nucleo tutela del lavoro dei carabinieri. L'operazione si è svolta tra Trieste, Duino e Aurisina, evidenziando ancora una volta irregolarità e presenza di lavoro nero. Sentiamo Marco Stabile. 3 cantieri edili irregolari e un market con manodopera pagata in nero, 2 attività di costruzioni sospese e multe complessive per 140.000 euro. E questo è il macro esito dell'operazione dei carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro di Venezia insieme al NIL e la compagnia di Via Ermet di Trieste. Nel capoluogo giuliano in particolare sono state controllate 4 imprese edili e un commerciante. Nel piccolo supermercato oggetto dei controlli è stato scoperto un lavoratore privo di contratto, senza alcuna comunicazione di assunzione né tutela previdenziale
residenziale o assicurativa, dunque totalmente in nero. In 2 distinti cantieri con 4 imprese al lavoro nei siti sono invece state riscontrate violazioni di sicurezza inerenti ai rischi elettrici, alla viabilità, alla mancanza del progetto per i ponteggi e alla redazione del piano operativo di sicurezza, per cui sono scattate 3 sanzioni ai diretti responsabili. Entrambe le attività sono state sospese con ammende complessive per 80.000 euro. Altre 5 imprese edili sono state controllate a Duino Aurisina nell'ambito di un cantiere che aveva destato i sospetti dei militari. In questo caso sono state 9 le violazioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori riscontrate dagli uomini dell'Arma, che hanno determinato ammende per oltre 60.000 euro. A un anno dal suo lancio prende il via a Trieste il premio giornalistico dedicato ad Almerigo Grills. In città ci sarà una mostra, un corso e un talk. A Milano il 20 maggio le premiazioni. Vediamo. Ma dopo 37 anni siamo riusciti ad arrivare alla prima edizione del premio giornalistico, e sottolineo giornalistico, dedicato a Almerigo Grills, che è morto facendo questo lavoro il 19 maggio 1987 in Mozambico. Fausto Biloslavo sottolinea non a caso il carattere giornalistico e non politico del premio Almerigo Grills per sgomberare subito il campo dalle polemiche, come hanno fatto anche il presidente della giuria Toni Capuozzo e la giurata Giovanna Botteri, entrambi in collegamento video, e come pure Gianmica Lessin, collega e amico del primo reporter italiano ucciso in un conflitto nel secondo dopoguerra. Una delle regole ferree che ci siamo dati nel bando è che questo premio deve andare ai giovani, cioè ai giovani giornalisti, colleghi, fotografi, cineoperatori, videomaker che hanno meno di 40 anni, e siamo molto felici che ci sono state una trentina di candidature. In vista della premiazione finale che si terrà a Milano il 20 maggio, Trieste dedicherà a Grills una mostra in Camera di Commercio, un corso di formazione sul reportage di guerra e un talk show. Ma siamo qui per presentare gli eventi triestini, che saranno l'inaugurazione giovedì di una mostra multimediale all'ingresso della Camera di Commercio, Gli occhi della guerra, ma che saranno gli occhi di Almerigo, il viaggio di Almerigo, e poi il giorno dopo a Ridotto del Verdi alle 18:30 un dibattito sulle guerre che ci circondano e soprattutto sull'informazione e la disinformazione. Giovanna Botteri da Parigi ha anticipato che il premio speciale della giuria andrà al giornalista Rai Franco Di Mare, in omaggio alla sua carriera ma anche alla battaglia che sta combattendo contro il mesotelioma. E Trieste Democratica Antifascista dice no al premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills. L'iniziativa è stata illustrata oggi al Circolo della Stampa. Giovedì 9 maggio ci sarà un presidio in Piazza della Borsa. Vediamo. 12 associazioni, diversi esponenti politici, semplici cittadini dicono no al premio giornalistico intitolato ad Almerigo Grills, coloro che si riconoscono in Trieste Democratica e Antifascista e che hanno firmato una petizione per chiedere alla Regione di togliere il suo patrocinio al premio. Alla conferenza nella sede del Circolo della Stampa hanno illustrato le motivazioni della contrarietà, annunciando un presidio in Piazza della Borsa per giovedì 9 maggio, in concomitanza con l'inaugurazione della mostra dedicata a Grills. Primo, non è vero che è stato dimenticato, perché gli hanno dedicato già nel 2000 una via, 2 mostre, e adesso gli stanno facendo un film, e in più c'è questo premio. Secondo, fino all'altro anno in via Paduina, presente Scocimaro, è stato ricordato il Grills politico, il Grills militante del Fronte della Gioventù e anche in passato di Avanguardia Nazionale, che non ha mai sconfessato. Terzo, veniamo accusati di censurare Grills, ma noi anzi non lo censuriamo, abbiamo diffuso un suo scritto pochissimi anni prima della sua morte di agghiacciante esaltazione di Mussolini. E per questi motivi noi pensiamo non che non vada rispettata la morte di una persona, ma che assolutamente è inadeguato l'attribuzione ad Almerigo Grills come premio giornalistico. Respinge le polemiche Fabio Scoccimarro di Fratelli d'Italia, amico di Almerigo Grills. Ma Almerigo era molto di più, era un grande giornalista, ha fatto reportage in tutto il mondo e è stato pubblicato dai grandi media di tutto il mondo. Pensate che quando era nelle Filippine i guerriglieri comunisti lo chiamavano compagno Almerigo, quindi era una persona di amplissime vedute, quindi quanto mai fuori tempo massimo queste polemiche che fanno male, anche perché
appoggiate dalla Federazione della Stampa, che dovrebbe essere pluralista, andare a vedere soltanto l'appartenenza politica di Amerigo, che era un uomo di destra, della destra parlamentare, ricordo, e non extraparlamentare come tanti giornalisti importanti di oggi, molto stimati. Paolo Mieli, uno su tanti, ma penso a Toni Capozzo. D'Almerigo è stato il primo caduto per l'informazione italiano del dopoguerra, quindi onoriamo la figura di questo grande giornalista. È stato approvato nella legge regionale Omnibus l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia per far decadere l'assegnazione di un alloggio ATER agli inquilini condannati per danneggiamenti e disturbo come schiamazzi o altro. Vediamo. Garantire le norme di comportamento dei beneficiari di alloggi ATER è lo scopo dell'emendamento aggiuntivo inserito nella Omnibus regionale su proposta del consigliere Giacomelli di Fratelli d'Italia, che prevede, in caso di condanna per danneggiamenti o disturbo della quiete, del contratto dell'inquilino responsabile dei comportamenti scorretti. Legge. Noi riteniamo che chi vive in una casa ATER abbia diritto di vivere in un ambiente decoroso e di poter vivere nella quiete, di poter vivere in serenità. Abbiamo ricevuto troppe segnalazioni, abbiamo visto anche, grazie a un lavoro interno all'ATER, che ci sono troppi casi sia di danneggiamenti alle parti comuni, e non è un bel vivere, sia una serie di casi di molestie e disturbo alla quiete delle persone. E adesso, con questa norma di Fratelli d'Italia, chi viene condannato in via definitiva o anche patteggia per i danneggiamenti sugli immobili ATER, parti comuni, o chi viene condannato o anche patteggia per il disturbo alla quiete delle persone, per legge decadrà dal contratto e se ne va. L'idea della norma è nata dalle tante segnalazioni di danni, schiamazzi, degrado negli appartamenti e liti per i parcheggi e gli spazi comuni ricevute dallo sportello del cittadino di Fratelli d'Italia in via Rismondo. La deputata Matteoni ha fornito alcuni dati sull'entità del fenomeno. Il 40% dei contratti stipulati a Trieste, i contratti di affitto, sono appunto con le ATER. Da lì abbiamo iniziato grazie appunto allo sportello, a lavorare su questo tipo di segnalazione e abbiamo chiesto i dati tecnici. È stato rilevato che ci sono ben 322 segnalazioni di violazione dei regolamenti ATER, che vanno dalla quiete pubblica alle violazioni delle disposizioni per la condivisione delle parti comuni, quelle dei parcheggi e via discorrendo. Quindi una situazione critica su cui noi come Fratelli d'Italia abbiamo deciso di intervenire. Approvato il bilancio 2023 del Trieste Airport, aumentano gli investimenti, l'utile netto e il valore della produzione. Parallelamente segno più per i passeggeri anche grazie alle maggiori destinazioni. Bernardo Gulotta. Il Trieste Airport ha approvato il bilancio d'esercizio 2023. L'anno scorso ha segnato una significativa crescita dei volumi di traffico e degli investimenti, oltre a un aumento dei risultati economici e finanziari. Un bilancio che racconta di un traffico che sfiora il 1 milione di passeggeri, più 33,5% sul 2022, 24 milioni di euro come valore di produzione, con 3,2 milioni di euro di utile. Forte anche la spinta agli investimenti, 11,8 milioni per infrastrutture di volo, con l'esecuzione dei lavori di rifacimento di una parte dei piazzali di sosta degli aeromobili, la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico e la completa trasformazione del parco mezzi aeroportuali, con l'acquisto di nuovi veicoli elettrici in sostituzione di quelli termici. Questo grazie alla lungimiranza dell'amministrazione regionale, che ha saputo cogliere il valore della partnership con il socio privato per appunto l'assetto societario, e anche perché il Consiglio di amministrazione, il suo presidente e l'amministratore delegato di aeroporto, che ringrazio per il grande lavoro e la professionalità, hanno sempre saputo cogliere delle sfide importanti. Penso all'impianto fotovoltaico che mira all'autosufficienza energetica dello scalo, e penso anche all'irrobustimento di tutte le tratte, che oggi appunto salgono a 22. In forte crescita il polo intermodale, con sempre più passeggeri che raggiungono il Trieste Airport in treno e in bus. Siamo molto contenti del funzionamento del polo intermodale. Ha migliorato l'accessibilità dello scalo. Oggi quasi il 40% della nostra utenza viene in aeroporto utilizzando il mezzo pubblico, più del 30% con il treno. Sostenibilità e innovazione, ulteriori parole d'ordine dell'operatività dell'aeroporto, ma spostandosi verso poi l'attrattività sono le destinazioni che, aumentando, fanno crescere la portata dello scalo regionale.
È il caso dell'attivazione recente delle tratte verso Berlino, Budapest, Cracovia, Siviglia, Parigi, Brindisi e Olbia. Questo è un aeroporto che ha avuto un numero di collegamenti storicamente abbastanza bassi. Questa crescita è fondamentale per la connettività a questa regione e per lo sviluppo economico di questa regione. L'effetto dell'incoming turistico sulla regione è notevole, gli arrivi dei turisti da altri paesi, soprattutto paesi abbastanza lontani, con 4 giorni medi in cui stanno in Friuli Venezia Giulia, comporta tanti soldi e tanti benefici economici. Iniziata la 2 giorni della terza edizione del Festival del Cambiamento, la kermesse apre i battenti a Trieste, a ridotto del Teatro Verdi, focus su intelligenza artificiale e i lavori del futuro. Domani invece appuntamento a Gorizia per la giornata conclusiva. Vediamo. Le professioni e i mestieri del futuro, le implicazioni per l'Italia e il territorio della Venezia Giulia, lavori che stanno scomparendo ma che vanno rivalorizzati e i nuovi mestieri che verranno, a unire il tutto un filo conduttore, lo sviluppo, lo sfruttamento e il controllo dell'intelligenza artificiale. Si è aperta così la 2 giorni della terza edizione del Festival del Cambiamento. La prima parte della kermesse dal titolo La grande onda del cambiamento nel mondo, nella società, nell'economia e nelle imprese è andata in scena al ridotto del Teatro Verdi di Trieste. Il tema è questo: ogni volta che c'è stata una rivoluzione tecnologica, industriale, di sistema, tutti quanti noi diciamo oddio, adesso arrivano le macchine, non lavoreranno più gli operai, avremo tanta disoccupazione e via via. È successo con l'avvento delle macchine delle industrie e via con i computer eccetera. Oggi noi abbiamo un'accelerazione, mentre una volta i tempi erano graduali, lenti, per cui uno aveva tempo di metabolizzare e continuare avanti, oggi invece con l'intelligenza artificiale che ha preso ormai sopravvento su tutti noi, questo percorso è veloce. Non siamo preparati. Abbiamo fatto un position paper che poi sarà illustrato dal professor Tavazzi dello studio Ambrosetti e dove si evince che siamo al 4º posto in Europa per preparazione di questo aspetto, per cui oggi il focus che prepariamo, che sarà relazionato da illustri relatori che studiano queste cose, perché il mix che abbiamo fatto oggi dei relatori, uno si chiederà ma cosa c'entra Mauro Giacca che si occupa di cuore, di ricerca, con altri personaggi che fanno tutt'altro, e invece è così, perché poi nel mondo dell'intelligenza artificiale, nel mondo delle professioni, sono più funzioni che servono al lato per raggiungere il quarto obiettivo e di conseguenza lo scopo nostro della Camera di Commercio di Venezia Giulia è dare una direzione alla politica che dovrà capire di fare nuove leggi, al mondo della formazione per ritarare la formazione universitaria e di liceale e degli istituti tecnici, e al mondo dell'impresa per ritarare le proprie aziende, e tutti questi avranno bisogno di nuove figure, perciò il dibattito penso sarà molto interessante. Chiedono il ritorno del servizio sulle 24 ore, per questo gli operatori sanitari del centro di salute mentale di via Gambini hanno proclamato uno sciopero per giovedì prossimo. Vediamo. Sciopero del personale del centro di salute mentale di via Gambini in stato d'agitazione per il ripristino del servizio sulle 24 ore. I sindacati FIALS e CGIL ne chiedono la riattivazione anche attraverso un numero adeguato di assunzioni, in particolare nel comparto infermieristico, che non preveda la mera copertura del turnover. Abbiamo indetto lo sciopero per il personale di via Gambini, che è da 3 anni che attende la riapertura del servizio sulle 24 ore. Abbiamo avuto anche un incontro con i familiari degli utenti, dove sostengono che c'è bisogno di questa attivazione sulle 24 ore per dare una continuità assistenziale agli utenti che gravitano attorno al CSM di via Gambini, che sono circa 800 persone. Nella giornata di giovedì 9 maggio è dunque proclamato lo sciopero del personale di Asugi del servizio CSM di via Gambini della durata di 2 ore. In assenza di risposte l'agitazione potrebbe continuare. Le ragioni dello sciopero sono perché il centro di via Gambini non è aperto sull'H24, quindi creano pazienti di serie A e pazienti di serie B. Queste sono le prime 2 ore di sciopero, perché il mandato degli operatori è chiaro e se non avremo risposta e non si prenderanno provvedimenti a riguardo si andrà avanti. Ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.